Benvenuti all'appuntamento con 30 minuti SPI, il nostro contenitore in cui con lo SPI della CGIL del Friuli Venezia Giulia affrontiamo i temi che riguardano il lavoro, molto spesso più per quel che riguarda i pensionati, quindi ex lavoratori che fanno parte del mondo dei pensionati, ma in altri casi anche di situazioni che riguardano la stretta attualità, cosa che faremo oggi perché affronteremo il tema della grave crisi che sta attanagliando la Electrolux, con il rischio di tante famiglie che rischiano di finire senza un reddito da un momento all'altro se non cambia la situazione che in questo momento è in atto e sulla quale si sta dibattendo. Lo faremo con Renato Bressan, che è il segretario generale dello SPI CGIL del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovato Bressan. Buongiorno a tutti e a tutti. E con Simonetta Chiarotto, che è la segretaria generale della FIOM CGIL Friuli Venezia Giulia. Benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, parto proprio da lei per parlare di questa gravissima crisi, che forse è una delle più gravi che questa regione attraversa per quanto riguarda l'Electrolux sicuramente, ma anche in generale direi per i numeri di lavoratori che interessa. Le chiedo intanto se ci sono delle ultime notizie da poter dare. No, in questo momento siamo in attesa dell'incontro del 15 di giugno con il Ministero, il secondo tavolo, riconvocato dal Ministero stesso, dove capiremo se Electrolux ha deciso di ritirare il piano o se si ripresenterà con lo stesso piano e con gli stessi numeri. Perché per noi il ritiro del piano vuol dire ritirare 1700 esuberi, tempi indeterminati. Quindi tutti? Tutti. Gli esuberi devono essere ritirati tutti e il ritiro del piano vuol dire anche lasciare le produzioni in Italia. Perché se vengono ritirati solo i 1700 esuberi e si portano via le produzioni, è chiaro che il piano non è realmente ritirato. Perché se ritirano i 1700 esuberi e lasciano le produzioni qui in Italia, noi non abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali in questo momento, perché in realtà la produzione c'è e i lavoratori sono sufficienti per la produzione che stiamo facendo. Quindi al momento non ci sono novità, sapremo il 15 che cosa ci dirà Electrolux. Ecco, su cosa si può far leva? Il ministro Ciriani, in una delle ultime cose che abbiamo letto prima di andare in onda, di fatto ha detto si decide, Electrolux faccia presto, ha dato quasi un out-out alla multinazionale svedese, ma su cosa può far leva il governo italiano per far sì che Electrolux possa riconsiderare questo piano? Quali sono gli strumenti a disposizione? Allora, Electrolux pone 3 temi, 4 in particolare, 4 in totale. Uno è il costo dell'acciaio, il secondo è il costo dell'energia, il terzo è il costo del lavoro e il quarto la CBAM, che è una tassa europea. Tutte problematiche che non può risolvere un lavoratore. La questione del prezzo dell'acciaio lo può risolvere il governo, la questione del costo del lavoro lo può risolvere solo il governo, la questione dell'energia elettrica, del costo, lo può risolvere solo il governo e la questione della CBAM a questo punto è una decisione che può prendere soltanto la Comunità Europea. Che poi diciamo riguarderebbe anche tutta l'Europa ovviamente, perché abbiamo anche più volte in questi giorni detto che l'Europa non è concorrenziale proprio come continente, non solo nei singoli paesi rispetto alla Cina, rispetto anche alla Turchia, ad altri stati e aree del mondo che abbiamo letto appunto hanno delle condizioni più favorevoli e verso le quali Electrolux andrebbe, tra l'altro presentando anche dei numeri, hanno fatto anche dei conti in pratica dicendo qui costa X e lì costa Y, la difficoltà è questa, dunque l'Europa anche in questo caso farebbe bene a farsi sentire, insomma a fare dei suoi interventi soprattutto. Sì, non vorrei però che si rischi di spostare il problema soltanto in Europa, perché alcuni problemi sono nostri, cioè il costo del lavoro è un problema dell'Italia, il costo dell'acciaio è un problema dell'Italia, l'Italia non produce più acciaio, l'Ilva ha l'acciaio migliore che c'è in Europa e non lo stiamo producendo, con tutti i problemi che può avere l'Ilva, assolutamente, i pro e i contro, ma non c'è un intervento reale
su come si può intervenire sull'Ilva e come noi cominciamo a riprodurre acciaio nel nostro paese. Tutta la parte dell'elettronica, noi non ce l'abbiamo più. A Pordenone c'era la più grande impresa di elettronica, che era la Seleco, faceva televisori. Negli anni 90 è stata smantellata, oggi l'elettronica è in mano a Taiwan, nessuno ce l'ha più. L'80% no, delle schede elettroniche per qualsiasi tipo di elettrodomestico o altri macchinari e aggeggi vari arriva da lì. Bressan, chiedo anche a lei, insomma, cosa si può fare? Perché poi queste crisi dipendono da tanti fattori, come ricordava correttamente la sua collega, insomma, ci sono tanti punti su cui Electrolux fa leva per giustificare questo piano, però alla fine si rischia di far pagare ai lavoratori delle colpe che non hanno. Più di lavorare i lavoratori e farlo bene, cosa devono fare? Cosa possiamo chiedere a questi operai? Ma intanto bisogna sapere che c'è una solidarietà che i pensionati esprimono naturalmente nei confronti del mondo del lavoro, non so perché, come dire, sono stati lavoratori e molti tra l'altro provengono da quel mondo, ma perché i pensionati, come dire, nei confronti di lavoratori e lavoratrici di Electrolux o di altre aziende che in questo periodo stanno attraversando momenti di crisi importanti, come dire, sono i figli dei pensionati, sono i nipoti dei pensionati e sanno, come dire, che da parte dei pensionati c'è un contributo e, ripeto, una solidarietà che arriva in maniera assolutamente naturale. Ma poi ci sono altre ragioni per le quali, come dire, i pensionati guardano con attenzione a queste dinamiche. Noi sappiamo, ad esempio, che il quadro generale, perché lo abbiamo visto e lo abbiamo letto proprio in questi giorni, ed dall'ultimo rapporto della Regione Friuli-Venezia Giulia, ci indica che la situazione economica e industriale della nostra regione è una situazione declinante. E cioè abbiamo potuto vedere che nel 2025, dati al 31 dicembre del 2025 rispetto al 2024, l'occupazione è scesa dal 69,8 al 69,4. Qualcuno potrebbe dire che lo 0,4, come dire, è poca roba, son briciole. In realtà, come dire, è una tendenza, dopo anni di crescita occupazionale, come dire, registriamo una piccola caduta, ma che è significativa da questo punto di vista. Ed è significativa perché accanto, come dire, a questo andamento negativo occupazionale registriamo, come dire, una disoccupazione in aumento che si avvicina ai valori nazionali di oggi, come dire, l'ultimo dato Istat in cui si segnala un 5, qualcosa di disoccupazione nel nostro paese e quindi dal 4,3 saliamo al 4,6 e allora cominciamo a sommare tutte queste briciole che ogni tanto si dicono e viene fuori un tozzo di pane intero. Se poi ci mettiamo anche gli inattivi, cioè quelli che non cercano più, che si sono completamente sfiduciati per la ricerca di un posto di lavoro anche nella nostra regione, dal 27 passiamo al 27,2 e quindi cominciamo a mettere assieme decimali su decimali e cominciamo a fare unità intere. E in più l'ultimo dato, e questo è dell'ultimo trimestre di quest'anno, cioè da gennaio alla fine di marzo, dati, come dire, che arrivano direttamente dall'INPS, che ci dicono che il ricorso agli ammortizzatori sociali, e cioè della cassa integrazione ordinaria più la cassa integrazione straordinaria, è aumentata in maniera esponenziale da 532.000 ore di gennaio 2026, siamo saliti a 1.111.000 e adesso siamo arrivati a 1.317.000, ma abbiamo, come dire, anche un dato che non è ancora apparso ufficiale, ma che sappiamo esiste, e che a aprile saranno ancora parecchio di più. Ecco, allora noi sappiamo che quando parliamo di quei numeri lì di cassa integrazione, alla fine della cassa, come diciamo noi, sappiamo che c'è la disoccupazione, cioè quei numeri lì si trasferiranno sulla disoccupazione vera e propria e non basta una NASPI è un palliativo per vivere. Di qualche periodo per arrivare per 12 mesi, 24, 36 mesi se li mettiamo tutti assieme tra ordinaria e straordinaria, ma sappiamo, come dire, che alla fine di quel percorso lì vai direttamente in disoccupazione e quindi vivrai con poco dopo e quindi lì
cominciano ad esserci i veri problemi. Che dopo affronteremo anche di natura problemi sociali. Problemi sociali, problemi psicofisici, problemi socio-economici. Volevo chiedere a lei invece, dal punto di vista dell'età media dei lavoratori interessati da questa crisi che riguarda la Electrolux, come siamo? Quindi siamo attorno ai 50 anni. Come media? Sì, siamo tra i 47 e i 50. Questo potrebbe avere un peso in qualche modo in una ipotetica trattativa con l'azienda? No, oggi Electrolux sta guadagnando, attenzione, ha un EBIT del 2,8, vuole un EBIT del 6%, quindi vuole guadagnare più soldi di quello che ha guadagnato fino ad oggi. Negli ultimi 5 anni non ha mai investito e i dividendi sono stati 138 milioni di euro. I contributi da parte del governo sono stati 20 milioni di euro. I contributi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia sono stati 6 milioni di euro. Quindi quello che lo Stato italiano ha dato a questa impresa ha dato tanto l'impresa al territorio, ma ha dato tanto lo Stato italiano all'impresa. Quindi oggi non c'è un pensare di andare a ridurre per la tipologia del lavoratore che c'è dentro la fabbrica. Questo non è un piano industriale, questo è un piano finanziario di riduzione dei costi per guadagnare di più. Quindi l'età è così alta, l'età in Electrolux, perché sono tantissimi anni che non si assume e che non c'è un ricambio generazionale dentro alla fabbrica. Questi lavoratori... Questo perché non si trovano gli operai specializzati o perché c'è anche questo problema che più volte abbiamo trattato, anche qui per il calo demografico. Certo, le specializzazioni si fa fatica a trovarle, è vero. Ma lì dei 587 lavoratori, operai, la gran parte sono lavoratori di linea, quindi sono tutte persone che dopo tanti anni di lavoro di linea fanno 94 lavatrici all'ora. Quindi le fasi di lavoro sono di qualche secondo, spalle, mani, schiena, no? Sono lavoratori che nel nostro gergo si dice usurati, ecco. Però sono lavoratori che hanno sempre dato all'impresa, quindi il tema oggi non è tanto faccio uscire una parte di lavoratori, perché tutti hanno quell'età lì, questo è proprio un piano per guadagnare più soldi, tutto qua. Ma se aveva qualche avvisaglia che potesse arrivare un piano del genere, perché poi più volte Electrolux ha minacciato di far uscire tot operatori piuttosto che un numero diverso, però poi arrivava una commessa, numeri di produzione che consentivano di mettere un attimo sotto il tappeto un po' di polvere e si andava avanti. E poi all'improvviso arriva questa bomba che vede Electrolux voler puntare ad una decisione tombale, chiudere e andare via. Ecco, avevate qualche sentore che si potesse arrivare a questo, visto che negli anni puntualmente e periodicamente arrivava una richiesta, una iniziativa che comunque metteva le apprensioni a rischio a livelli occupazionali? No, noi abbiamo fatto l'ultimo incontro con Electrolux il 18 di marzo, in cui Electrolux stava un incontro classico in cui si dice quali sono l'EBIT, quanto è il fatturato, questo è il numero dei dipendenti, quindi nella classicità dei rapporti di Electrolux, proprio di multinazionale, ha sempre avuto questo tipo di atteggiamento. La partecipazione nasce dentro all'Electrolux. Quindi il 18 di marzo era un incontro nella normalità. Credo che nessuno sapesse questo piano se non i vertici, ma proprio i vertici in Svezia, nessun altro. Noi sicuramente no. Electrolux ha anche cambiato l'atteggiamento, perché Electrolux ha già delocalizzato, già negli anni 90, dall'Italia portato in Ungheria piuttosto che in Polonia. Oggi la centralinista che risponde quando c'è un guasto non risponde dall'Italia, risponde dal Portogallo. Già oggi ci sono aziende in Thailandia piuttosto che in Cina, quindi la delocalizzazione l'ha sempre fatta, ma l'ha fatta con un atteggiamento diverso. Oggi sono arrivati con un modo di discutere che non è di Electrolux, quindi nessuno sapeva nulla se non l'11 maggio, quando ci è stato annunciato questo, che non è un piano, perché non possiamo chiamarlo piano industriale.
Secondo lei a cosa è dovuto questo cambio? Lei dice non è un modo di fare che solitamente abbiamo riscontrato con Electrolux, un cambio di, vabbè, qui parliamo comunque di multinazionali con fondi, azionisti, che non è più come una volta quando c'era magari anche il signor Electrolux qualche decina di anni fa. Quindi questo può essere uno dei motivi per cui da un momento all'altro si cambia indirizzo? Beh, intanto è cambiato il CEO, quindi è già quello, è proprio un cambio al vertice, Sì. e poi sono cambiati anche una serie di manager che prima non c'erano, che oggi ci sono. Sembrerebbe, uso il condizionale, che molti di questi manager vengano dal mondo Whirlpool. La Whirlpool è la penultima azienda che è stata proprio smembrata e portata a una vendita, ma con una serie di ammortizzatori sociali. Noi abbiamo già detto che per noi il modello Whirlpool non può esistere, perché oggi l'elettro non è in crisi. L'elettro sta creando una crisi, ma non è in crisi. Quindi sicuramente il cambio dei vertici può aver cambiato sicuramente l'atteggiamento e il modo di porsi. Per quello che si può dire è che il cosiddetto settore del bianco, insomma, alla fine continua comunque a produrre, fa numeri anche in Italia, dove il costo, e questo lo si può riconoscere tranquillamente, è più alto, però i numeri ci sono e l'azienda comunque riesce ad avere il suo margine di guadagno. Ci sono altre situazioni, prima di passare agli aspetti con Bressan, ma anche con lei, delle conseguenze che arrivano quando ci sono dei licenziamenti e quando ci sono delle situazioni così difficili da affrontare e della disoccupazione che arriva in un momento in cui uno non se l'aspetta. Ci sono altre situazioni a rischio in Regione, in Friuli? Beh, c'è l'azienda a Trieste, la Startec. La Startec, sì. Che anche questa è una crisi. Quindi stiamo seguendo scioperi, proteste e contestazioni. Esatto. Sì. E al momento queste sono le due più importanti, insomma, ecco, immediate. È chiaro che se continua la guerra in Iran e lo stretto di Hormuz è bloccato così, rimane bloccato così come è bloccato ora, una gran parte, ad esempio, dei fertilizzanti passano da quello stretto lì. Quindi tutta l'agricoltura si sta fermando e quindi vuol dire anche chi può produrre macchinari per l'agricoltura, tutto il tessile che ormai è fermo, abbiamo la plastica, tutte le materie prime per produrre la plastica passano dallo stretto di Hormuz, l'acciaio ha un'altra via, ad esempio, e ovviamente tutti i carburanti passano da quelle parti lì. Quindi quella guerra lì è una delle guerre come tutte le altre, ma questa oggi sta aumentando ancora di più le difficoltà di poter produrre, di avere le materie prime, che lo vedremo quando? Non sicuramente nell'immediato, ma potrebbe essere che sulla seconda parte dell'anno, quindi dopo il mese di agosto, se non c'è una condizione che può determinare un cambio, l'ultima parte dell'anno potrebbe essere quella più a rischio. È più difficile da affrontare. Affrontiamo invece il tema della disoccupazione e delle sue conseguenze, Bressan. Prima abbiamo visto i numeri dell'occupazione, disoccupazione, gli inattivi e il ricorso alla cassa integrazione. Quando poi si arriva, come diceva lei, dopo la cassa integrazione di solito si arriva alla disoccupazione, cioè un po' con la cassa integrazione si va avanti e si continua a lavorare con l'ammortizzatore sociale, che è la cassa integrazione, poi si arriva alla disoccupazione, che è un altro tipo di ammortizzatore sociale, però poi rimane il lavoratore, la lavoratrice un po' anche spaesato, quindi possono esserci problemi davvero psicofisici e di alta natura importanti da affrontare. Sì, certo, intanto per dire, confermare che questa questione dello stretto di Hormuz, ho come l'impressione a volte che si sottovaluta un po', ma lì c'è una filiera che si è bloccata ormai. E che se anche domani mattina, cosa che tutti ci auguriamo ovviamente, per davvero si dovesse raggiungere un accordo, una pace non solo lì, ma in tutti i fronti di guerra, compreso il Libano, l'Ucraina, eccetera, la guerra andrebbe abolita, giusto per essere chiaro, dal pianeta. Ma anche se domani mattina, e lo sappiamo benissimo, si dovesse raggiungere a un accordo di pace, le conseguenze di quello che si è fatto fino ad ora si produrranno per i prossimi mesi, quindi ha ragione assolutamente la segretaria della FIOM, perché, come dire, quelle ricadute lì che oggi vediamo adesso rischiano di espandersi ulteriormente nei prossimi mesi.
anche perché certo ci sono queste due grandi aziende che in questo momento fanno notizia, ma dobbiamo sapere che c'è tutto un indotto attorno a queste aziende che soffrono ancora maggiormente e che magari non hanno la voce per gridare aiuto, ma che, come dire, esistono, ci sono centinaia di lavoratori e lavoratrici coinvolti dentro a queste crisi e che, come dire, bisogna saper guardare e attenzionare per davvero. Le conseguenze, dicevamo, certo, non sono solo quelle legate al reddito, che noi sappiamo, come dire, essere la principale fonte di vita per molte famiglie, ma ci sono quelle socio-economiche, e quindi sappiamo benissimo che quando un lavoratore perde un posto di lavoro, come dire, si somma quella che noi chiamiamo la perdita del ruolo sociale. Il lavoro non è solo, come dire, un fattore di produttività, ma per la persona, per il lavoratore, per la lavoratrice, determina un ruolo nella comunità, determina un riconoscimento sociale, si instaurano quelle che sono le cosiddette relazioni sociali. Quindi la persona, come dire, vive in una comunità e si riconosce in quella comunità anche per il lavoro che lui fa, viene riconosciuto. Quando perdi tutto questo, c'è una perdita della dignità della persona, cosa che noi diciamo sempre, attenzione, lavoro, dignità, sono, come dire, correlati assieme, stanno assieme, sono due anelli della stessa catena, giusto per capirci. Ma sappiamo anche, come dire, che poi si va incontro a quelle che sono situazioni anche psicofisiche che determinano una sorta, e qui ci sono gli studi che parlano di un aumento, come dire, maggiore della spesa farmaceutica, antidolorifici, sonniferi, mediamente 3 volte di più rispetto a una situazione normale, ma lo stesso per quanto riguarda, come dire, tutta una serie di altre spese che farmaceutiche legate, come dire, all'insonnia, all'ansia, alla depressione. Più si va avanti con l'età, più questi problemi poi sono più gravi. si va avanti con l'età, ma anche perché se uno rimane malauguratamente disoccupato in un'età giovane, che può essere più facilmente rioccupato, è più difficile ricollocarsi, come dire, quando dopo poi una certa più età. Più grandi di età è più difficile ricollocarsi, aumentano i problemi anche psicofisici e quelle che sono quelle conseguenze che lei ha appena elencato, con il ricorso anche purtroppo a farmaci, insomma. Sì, gli antidepressivi in particolar modo aumentano in maniera, come dire, vertiginosa, perché bisogna stare attenti dopo un periodo, perché finché si tratta di disoccupazione viene chiamata frizionale, cioè, come dire, quella disoccupazione che dura poche settimane, ma quando invece la disoccupazione è di lunga durata, quella persona coinvolta, come dire, si isola sempre di più fino a pensare che il problema è lui. Invece il problema non è lui, il problema è un sistema che noi definiamo malato, perché quando un'azienda, una multinazionale, che abbiamo sempre riconosciuto come Electrolux avere una sensibilità sociale, ci dice che il 2,8 di EBIT non gli basta più, vuole il 6, beh, vuol dire che lì siamo di fronte a un sistema malato. Okay. Perché non sta perdendo l'Electrolux, sta guadagnando, cioè vuol dire che noi abbiamo manager di fronte che non gli basta più avere quello, vogliono di più ancora, ma quel di più ancora lo scaricano sulle famiglie, lo scaricano sulla depressione delle persone, non capendo che distruggono famiglie così, distruggono intere comunità. Perdiamo il ruolo sociale d'impresa. Considerando la domanda che le ho fatto prima sulla media, sull'età media degli operai, quello che ha detto adesso Bressan è un tema che per quanto riguarda Electrolux potrebbe avere un impatto davvero molto importante, considerato che l'età media è di 50 anni, quindi parliamo di persone che oggi 50 anni si è ancora giovani, ma lavorativamente si comincia ad essere già più difficilmente ricollocabili. Assolutamente, assolutamente. Quell'età lì è un'età in cui, come dicevo prima, sei usurato, perché il lavoro di linea ti usura, non c'è niente da fare, insomma, i turni di notte oppure i doppi turni, ormai quello stabilimento lì è uno stabilimento che lavora a giornata, quindi abbiamo anche perso una parte di orario di lavoro, però quella fascia d'età lì, se non alcune figure che sono altamente specializzate, tipo manutentori, tipo responsabili, ma guardi, anche gli ingegneri che ci sono dentro l'area di ricerca e sviluppo saranno difficilmente ricollocabili, perché l'Electrolux pone l'ingegnere con una specializzazione specifica e fai solo quella specializzazione lì, fai solo quel lavoro lì, quindi anche quello sarà difficilmente ricollocabile, pur magari essendo giovane.
il lavoratore, l'operaio di linea di quelle, ma anche l'impiegato di quell'età lì, se ha fatto sempre quel lavoro lì, sempre quella specifica mansione lì, è difficilmente ricollocabile per il tipo di lavoro e anche per il tipo di usura che ha il fisico, insomma. Ed è effettivamente che oggi quelle grandi fabbriche come l'Electrolux, che è l'ultima che rimane, hanno anche un ruolo sociale, non soltanto un ruolo industriale, e dovrebbero anche ricordarsi, insomma, che la Costituzione italiana dice che l'impresa ha anche un ruolo non solo industriale, ma anche un ruolo sociale. Eh sì, perché poi per quanto riguarda la disoccupazione, Bressan, se la intendiamo anche come sussidio di disoccupazione, non dura neanche in eterno. Dura, no, certo, dura dopo qualche mese, quel come tempo, dire, è bello che è finito. dura quel ecco. tempo che dura, Certo. poi dopo finisce e sono guai, quindi sono delle situazioni davvero sì, ma con complicate. ricadute anche gravi per il sistema, non solo economico, perdita di PIL, perdite di entrate tributarie, non solo per il governo ma anche per la regione, per l'ente locale, ma per la tenuta del sistema previdenziale. Cioè bisogna sapere che il nostro sistema, lo abbiamo già detto qualche volta in questa trasmissione, è un sistema solidaristico a ripartizione intergenerazionale. Cioè vuol dire che chi lavora oggi versa i contributi, si fanno le pensioni per chi ha lavorato ieri. Se si interrompe questa catena qui, è un problema per il lavoratore, ma anche per quello che è in pensione, che rischia, e l'abbiamo già visto in questi anni, la riduzione dei montanti pensionistici, quindi lo abbiamo denunciato più volte, ma si rischia per davvero, come dire, un'interruzione di una filiera che dal dopoguerra a oggi è andata avanti fino adesso, e sarebbe, come dire, un disastro totale di cui certamente, come dire, non mancheremo tutti a questo punto, pensionati, lavoratori, lavoratrici, giovani, a scendere in piazza, come dire, tutti assieme per rivendicare un sistema infrastrutturale come quello della previdenza, come quello della sanità, di difesa integrale del sistema. Perché attenzione, i segnali che abbiamo sono segnali per davvero molto, molto preoccupanti, ed è bene intervenire adesso, abbiamo detto, con i governi, perché il governo non può sottrarsi a una vicenda di questo tipo, come ben ha detto la segretaria della FIOM, certo anche nei confronti della comunità europea, ma le prime responsabilità stanno qui. Ed è qui che bisogna agire, con il governo regionale, con gli enti locali e con le parti sociali. Mi pare di poter dire, per chiudere questa nostra trasmissione di oggi, che c'è una grande coesione, no? da parte di tutti gli attori, sindacati, la politica sia a livello nazionale che a livello regionale, nei confronti di Electrolux hanno tutti preso una posizione univoca. Quindi da questo punto di vista si può dire che si è andati compatti allo scontro con l'Electrolux, è corretto? Sì. Governo, inteso come ministro, tutte le regioni, i sindaci, noi abbiamo anche i sindaci, del territorio di Pordenone, abbiamo inviato una lettera al governo con le stesse posizioni, il ritiro del piano, degli esuberi, e quindi tutte le Confindustria ha fatto una riunione, da quello che ci dicevano lì al tavolo del Ministero, in cui tutte le Confindustrie che si riferiscono ai territori sono della stessa posizione del sindacato. Tra l'altro ovviamente FIOM e MIL sono stati i primi che hanno chiesto il ritiro del piano, certo. E poi tutto il resto si è collegato. La questione io la pongo in questi termini, no? Se il 15 di giugno l'azienda arriva e dice che non ritira il piano, che facciamo? Perché a quel punto il tavolo è ministeriale. Sì, a quel punto si passa appunto a un intervento diretto, deve risolvere al governo. Sì. Bene, speriamo bene, speriamo di avere nelle prossime trasmissioni dei segnali incoraggianti, e poi a giugno di avere una buona notizia da poter commentare. Un minuto in più. Su quello non ho dubbi. Grazie a Simonetta Chiarotto, segretaria generale FIOM CGIL FVG, grazie a Renato Bressan, segretario generale dello SPI CGIL della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, e grazie a voi per averci seguito. Appuntamento al prossimo incontro con 30 Minuti SPI.